io sono Enzo Pietri e vengo da Bonorva. Sono stato delegato da Meris per rappresentare il nostro movimento in questo consesso, anche perché il nostro segretario Cristina Putto, come sai, era impegnata per altri impegni pregressi. Io non voglio rubare molto tempo, siamo in casa d'altri, siamo ospiti. Quello che voglio dirvi sono solo due cose. Dovete cercare di raggiungere i risultati migliori per ottenere quello che tutti stiamo auspicando, da tutti quelli che ci hanno preceduto, a tutti quelli che io ho sentito in questi anni, l'unità dei movimenti indipendentisti, trovare la forza, il collante, il sistema, prima di tutto per unire la galassia e dopo la galassia avrà la forza di unire il resto del popolo. L'altra cosa che dovete valutare, amici di Progress, è l'attenzione ai temi economici in questo periodo, perché sto sentendo e vedendo movimenti strani. Stanno preparando una platea come faceva Paperon de Paperoni, che si metteva piano piano nel bordo della piscina pronto a tuffarsi nel mare dei dobloni. I dobloni che sono rappresentati dai soldi che arriveranno per la Comunità Europea, che sento già in quale direzione si stanno orientando, e vorrei lottare insieme a voi e a tutti gli altri per impedire che ancora una volta i mezzi disponibili per sollevare l'economia della Sardegna vengano gestiti, utilizzati e trasformati dai sardi. Io sono abbastanza giovane da aver visto tutti i movimenti dal 63-64 ad oggi, dai movimenti dell'Aga Khan di allora, ai movimenti economici dell'industrializzazione di Porto Torres, ho conosciuto Ottana, ho visto Isil, ho visto Macchiaretto, li ho visti tutti, perché di mestiere faccio l'imprenditore e quello ho fatto per 50 anni, ma sono tutte cose che ci sono passate sopra la testa. Guardate che cosa è rimasto. Poc'anzi parlavamo di Arizzo, io venivo ad Arizzo nel 1970 a proporre i miei prodotti. Era un paese ricchissimo, sicuramente non c'erano gli alberghi che ci sono adesso, stavano nascendo, c'era qualche odore di qualche cosa, però era una società attiva, ricca, perché nasceva dal basso, nasceva dalle esigenze della gente e portava il suo prodotto all'esterno interscambiando con altri prodotti che venivano dal Campidano, dalle altre regioni. Questa è la strada. Senza l'economia non c'è futuro. Senza l'economia spicciola, quotidiana, quella che nasce dal basso, dall'esigenza del territorio, di chi fa le scarpe, di chi fa i mobili, di chi fa le case, se non aiutiamo questo tipo di società a crescere, tutti gli altri discorsi sono bellissimi, meravigliosi, ma portano a nessun risultato. Vi auguro il massimo che da questo congresso che possiate ottenere e anche da questi movimenti che vedo che che state provando ad assemblare. Vi faccio i migliori auguri, perché di questo abbiamo bisogno proprio di unire le forze, perché abbiamo capito che da soli non possiamo andare da nessuna parte. Saluto a tutti.